Questo attorno al 1886. Il chiostro, come vedono, è un piccolo gioiello. La Società di Storia Patria si installò e cominciò a pensare alla possibilità di istituire un museo del Risorgimento. C'era stato un precedente, in occasione dell'Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92, era stato istituito un settore in cui fossero raccolti i beni risorgimentali che erano stati donati o dai superstiti o dalla famiglia dei superstiti. Si trattò per lo più di una vera e propria accumulazione che portò assieme ad oggetti di tutto il rispetto anche oggetti meno validi. Addirittura c'era qualche impostazione di tipo feticistico, si dice che ci fosse una pagnotta che era stata morsicata da Garibaldi. Comunque, se fece scrivere una lapide che è stato che si fece scrivere in piazza ma in verità quante lapidi ci siano in tutta Italia dove si dice che qui dormì Garibaldi. Pare che quest'uomo non abbia fatto altro che dormire. Ad ogni modo, superato questo e conclusasi l'esposizione nazionale, i beni furono trasferiti presso il museo archeologico, dove chiaramente non c'entravano niente, ma quantomeno furono adeguatamente conservati. Per quanto tempo sieddero là? Prego? Quanto tempo sieddero? A lungo, perché qui si dibatteva se aprire o meno e come aprire, con quali mezzi anche economici, aprire un museo del Risorgimento. Finalmente, alla fine della prima guerra mondiale, il 31 dicembre 1918, su volontà del Presidente della Società di Storia Patria, Sanzoni, si riesce a inaugurare il museo in questi locali che noi vedremo. Si era appena conclusa la guerra, l'avevamo vinta. Vittorio Emanuele Orlando, Presidente del Consiglio Repubblicano, era stato chiamato il Presidente della Vittoria e quindi viene intitolato a Vittorio Emanuele Orlando il museo. E ora noi ci abbiamo a visitare. Intanto, ora passiamo da qui, faccio un breve accenno, poi magari ci Questo chiostro somiglia a quello di Monreale. Prego? Somiglia un po' a quello di Monreale. Beh, è diverso. È diverso. Intanto sono di epoca diverse i due chiostri. Poi le sculture dei capitelli differenti uno dall'altro a Monreale erano di grande fattura. Questi sono gradevoli, ma non certo. Non parlare dei mosaici. Questi sono del 1600. Intanto loro possono vedere che le arcate sono rinascimentali e quindi ad arco pieno. Dicevo, qui c'è la tomba del generale Corrao Garibaldino, ma poi di questo parleremo successivamente. Ecco il fondatore del museo, il professore Canzoni. Ed ecco la testa di Vittorio Emanuele Orlando in una scultura di Giovanni Rodoni. E grazie.
è dedicato a una sintesi di tutto ciò che poi vedremo nel museo. E questa sintesi naturalmente non poteva che partire dalla dinastia regnante nel regno di Napoli e di Sicilia prima e successivamente nel regno delle due Sicilie, e pertanto poi i ritratti di Carlo III di Borbone, del figlio Ferdinando IV di Napoli, terzo di Sicilia e che poi sarà primo delle due Sicilie, e la moglie. Quello è Ruggero VII. Quale? Quello là. Ruggero VII me lo dicono, sì. La polizia di Giorgio. Ruggero VII. E questo è 1600, ma quello è 1600, ma questo è più antico.